tutti noi puntiamo al fatto che non ci sia la crisi. Credo che in questo momento ci vuole stabilità e prospettiva, però ci vuole un governo che governi, perché non basta dire non vogliamo la crisi. Quello che conta è noi vogliamo un governo che governi e che faccia le cose utili all'economia, all'Italia e al Veneto per uscire dalla crisi e fare crescita. E allora se il tema è vivacchiare non serve a nessuno. Se il governo va avanti, che vada avanti, cominci a levare l'ipotesi di aumentare l'IVA, non discuta più di IMO, cominci a pensare che se anche si ha la tassa sulla casa l'anno prossimo sia una tassa sui servizi e non sulla casa, quindi si paghi quello che uno chiede e non in qualche modo per fare cassa, cominci a tagliare la spesa pubblica. Io devo dire che se c'è una lamentela che faccio, dopo 4 mesi di governo che ho sostenuto, è che assumiamo, paghiamo conti vecchi, paghiamo buchi del Sud, continuiamo a parlare di spesa pubblica da sostenere e non di spesa pubblica da tagliare. Allora credo che finché non avremo uno Stato meno pesante, finché non chiuderemo aziende, finché non faremo abbattimenti di costi, crescita non ce ne sarà. Quindi io tifo perché le cose vadano avanti, ma se facciamo qualcosa per vivacchiare non serve niente a nessuno. In questi 4 mesi ha vivacchiato il governo. Diciamo che ha fatto cose utili, vedi il tema dell'IMU, ma se ci mettiamo 4 mesi a discutere dalla mattina alla sera per tagliare una tassa odiosa come l'IMU, credo che l'impressione che ho io è che perdiamo tempo. Se sull'IVA discutiamo ancora, se aumentiamo di un punto l'IVA, mi pare che perdiamo tempo. Quindi via l'IMU, punto, via l'IVA, punto, cominciamo a tagliare i costi dello Stato, tagliamo spesa pubblica, tagliamo spese produttive, tagliamo auto blu, tagliamo spese dei ministeri, chiudiamo qualche sede. A forza di dire tutti che siamo d'accordo, credo che è opportuno che qualcosa facciamo.